buonasera a tutti e Salve ben a trovati. tutti. Nuova puntata di Strada Facendo. Caro Carlo, come stai? Oh, bene tu. Oggi non ci annoiamo davvero, eh? Oggi non ci annoiamo, anche perché, come vedete, siamo in compagnia di due amici del tutto speciali. Uno lo conosciamo benissimo in tutte le feste della abbastanza Sardegna, bene. detta i ritmi del suo Ma argomento. anche Stiamo parlando l'altro di... Carlo Boedo. Ciao Carlo, ben Ciao, trovato e Carlo. benvenuto soprattutto. E invece L'altro giovane arriva da Buonissimo. oltremare. che A ci nuoto, fa- l'ho fatta a nuoto. A nuoto, perché siamo È abbastanza davvero in in forma. forma. Bernardo, ben trovato. Ciao È un grande Bernardo. piacere che tu sia qui con noi in questa giornata. Dovete sapere, Bernardo, 50 anni spesi a favore della musica, un viaggio che ovviamente continua da sempre, 40 anni dedicati al mondo delle tradizioni popolari, è così? Sì, sembra che abbia 90 anni praticamente. Io ho solamente 65, fortunatamente posso dire. Sì, un viaggio molto lungo, un bellissimo viaggio di musica. A casa mia si suonava, mio fratello suonava, mio padre cantava, per cui in famiglia c'era questo ribollire di musica, come si suol dire. E mi avvicino giovanissimo alla musica all'epoca dei Beatles, per cui 15 anni fino a 25-26 anni, e poi scopro il mondo della musica tradizionale, che in Piemonte, io sono piemontese pur vivendo da 23 anni a Genova, è praticamente sparito, non come voi in Sardegna, che invece fortunatamente avete ancora grandi musiche e grandi interpreti. Avvicinandosi proprio alle prime danze, le danze che ormai erano quasi sparite, ma che si sapeva, si conosceva, si ballassero ancora sulla montagna, per cui è stato un lavoro soprattutto di ricerca, di cercare di ricostruire quello che ormai si era perso. E di lì piano piano gruppo danze e musica, riscoprire le musiche e ricominciare piano piano a fare musica che si ispirasse quantomeno alla musica tradizionale, visto che per un lungo periodo è morta, non come da voi che ha sempre continuato. Per cui è stata una maniera per farla rivivere, farla rinascere, insomma, grazie anche a filmati vecchi, di vecchi musicisti, eccetera, eccetera. E quindi c'è stato questo percorso, memoria storica, che avete avuto il piacere di recuperare alcuni passaggi. Il pezzo che ci avete preparato in anteprima? Sì, un pezzo da folk revival, come si chiama oggi, è un pezzo abbastanza noto che viene dal nostro amico francese Philippe Lard, bravissimo compositore e musicista, e abbiamo voluto fare un onore anche un pochino alla Francia, che invece ha una grandissima tradizione rispetto invece alla nostra italiana, che si è salvata giusto nelle isole, soprattutto in Sardegna, oppure in piccoli territori nel Salento piuttosto che in Occitania, ecco, piccoli posti dove si è salvato. In Francia invece ogni territorio ha le sue danze, tantissime, pensiamo alla Bretagna, alla Guascogna, ai Paesi Baschi, alla Vandea, cioè ogni territorio ha danze di tradizione viva, ecco. Tanta cultura, Ma abbiamo quindi, che si qualcosa racconta da in vedere musica. su Bernardo. Però prima ti devo chiedere una cosa. Dimmi. Tu come hai conosciuto Bernardo? Io ho conosciuto Bernardo, vabbè, grazie a Carlo per la loro amicizia, la loro collaborazione che già avevano da diversi anni. Poi ci siamo conosciuti in un festival che è il Gran Baltrade, che frequentiamo ormai da 6 anni con i Ballade Boys. È nata un'amicizia che è più di un'amicizia alla fine. Tu preparati a lanciare il nostro video. Carlo, invece, quando parli di Bernardo ti si illuminano gli occhi. Bernardo ormai lo conosco una quindicina d'anni, mi aveva chiamato a... Era un bambino praticamente. no, era un ragazzino. Mi aveva chiamato a Valle San Bartolomeo la prima volta, mi aveva detto Carlo vieni a suonare da noi, devi suonare e poi devi fare degli stage di danza. Cioè? Devi insegnare le danze. Le danze sarde, ma chi ne frega ballare le danze sarde fuori dalla Sardegna? No, tu vieni, fregatene, vieni, farai lo stage di danza e poi devi fare il concerto e vedrai che la gente ballerà quello che tu hai insegnato. Io sono partito pensando che nessuno avesse, cioè che nessuno imparasse quello che io gli avevo insegnato in poche ore. E invece è stato il mio primo stage di danze sarde, abbiamo insegnato 3-4 danze e la sera ballavano benissimo Pastorao, Baluttundu, Lugo d'Oregia, poi io dico Infatti balli. lui capitava, ci raccontava, sono stato lì, c'è gente che balla, ma è impossibile che vai su e in Gente 2 che è ore... abituata a fare stage, a fare atelier di danza e quindi in 2 ore imparano tantissime cose, quello che da noi non succede, perché da noi ancora si parla in piazza. Quindi... C'è da dire una cosa, la scelta di arrivare a Carlo alla Sardegna, Carlo che per noi era la Sardegna, era anche dovuto al fatto che nella nostra ricerca delle regioni scandagliate italiane la Sardegna era quella che più aveva tradizione, più aveva conservato. Non solo, ma aveva anche crittato, nel senso che usciva poco la Sardegna.
per cui poi l'amore per questo popolo, per questa terra, perché poi la Sardegna è molto particolare, e conoscendo e frequentando loro poi lo è diventato in assoluto, nel senso che noi qui ormai ogni anno veniamo 2 o 3 volte. Io l'anno scorso sono venuto a suonare a Rodino, ho portato 17 ragazzi giovanissimi ballerini nostri di Genova, 17. Siamo arrivati a casa, il padre di una ragazza mi ha telefonato e mi ha detto: ma cosa avete fatto a mia figlia? È due settimane che non parla più, talmente si è emozionata nel giro notturno di Rodino a cantare. Per cui c'è questo amore, poi loro sono persone eccezionali, non si può che volerli bene, cioè, per cui funziona anche, la musica ha anche questo grosso potere emozionale, no? Che poi è quello che unisce i popoli. Io ho messo un video con loro che cantano Barone Satirani, mentre lo cantavano io piangevo e filmavo, perché è così, è l'effetto che fa. Ora sto leggendo su Facebook tutte le impressioni ed è veramente, io ho fatto tanto piangere, ma è fantastico, non lo metto di notte, cioè c'è questa cosa qui. Credo che la Sardegna fosse poco conosciuta, se non nei centri. Genova, 3.000 sardi iscritti alla sua Sardotellus, Alessandria, alla sua Nuraghe, però anche lì molto chiusi, molto, è difficile che ci siano delle feste aperte a tutti. Allora quest'idea di far venire, grazie a amici sardi, arriviamo al suo nome e proviamo. E lui, un po' titubante, poi è venuto. E da lì è iniziata una bella storia che vi raccontiamo tra poco, perché adesso, Carlo, Abbiamo un video di Bernardo. lo guardiamo insieme. Sì. Ce lo presenti tu? Dici solo il Ma titolo? credo che sia Brunetto. Sì, vero? sì, Sia Brunetto. Sì, dunque, nella ricerca abbiamo rifatto uno spettacolo che parla dei cantastorie, una tradizione nostra, ma poi ogni regione ha il suo cantastorie, ha i suoi cantastorie. E uno spettacolo dove noi raccontiamo i cantastorie, ma nello stesso momento siamo cantastorie. E un pezzo si chiama Brunetto, una storia particolarissima di questo italiano mandato in Africa alla fine dell'Ottocento, che ritorna dopo 3 anni di militare a casa, salta la staccionata di casa per andare a abbracciare, il padre lo prende per un ladro, gli spara e lo uccide. C'è una storia proprio drammatica da cantastorie. I cantastorie cantavano soprattutto canzoni drammatiche, come fa oggi la televisione, no? La notizia fa effetto se è pesante. Strada facendo, viaggiate con noi con le emozioni in musica. Cara mamma, scriveva Brunetto, che tra giorni ritorno in congedo e felice sarò quando vedo tutti intorno chi bene mi vuol. Questa lettera cara e gentile Bruno felice mandava a sua madre e diceva: abbracciate mio padre, che contento vedermi tornare. Sulla nave si imbarca cantando la canzone della guerra africana, e sa che l'Italia è lontana, pochi giorni dovremo viaggiare. Sbarca a Napoli e il treno riparte per recarsi a Matino al paese. Da Bissigna vuol dire le imprese ai parenti che stanno a aspettare. Poi di notte al paese fu giunto quel cancello doveva recare e suo padre si mise a sparare pur vedendo Brunetto a morire. Lo credeva un ladro di polli che i suoi polli aveva a rubare e suo padre si mise a sparare pur vedendo Brunetto a morire. Cara mamma, son tuo figlio Bruno, io la vita mi sento a mancare, non ti posso nemmeno abbracciare, qui per terra mi tocca morire. Cara
programma, sempre in compagnia di Carlo Boedo e Bernardo Beisso. Bernardo, raccontaci un po' sui gruppi che hai formato su. Sai, i gruppi ne sono passati tanti musicisti, però diciamo che partendo dal gruppo Danze, appunto 30 anni fa, suono in giro con gruppi piemontesi, andiamo a suonare in Francia, però non un nucleo fisso, soprattutto si faceva musica da spettacolo, non da danza. E io invece avevo il pallino di poter fare un gruppo che facesse folk revival, che potesse far ballare in una serata le danze bretone, le danze occitane piuttosto che quelle venete. Ecco, il mio pallino era quello, perché fino allora c'era solamente stato delle danze specialistiche, si chiamavano gli occitani, che facevano tutta la sera solamente danze occitane. Si chiamavano quelli della Val del Savena in Emilia e venivano e facevano solamente le loro danze, basta. Non c'era un momento serale, una notte, dove un ballerino di danza tradizionale potesse ballare tutto. Così l'idea del folk revival. E 20 anni fa, 90? Fino al 95, quando formo Banda Brisca. Ecco, guardate questa bellissima maglietta che ha disegnato una nostra giovanissima grafica e ballerina proprio per i 20 anni, 95 e 2015. 20 anni fa nasce Banda Brisca e in effetti noi cominciamo a ricercare, ecco perché cominciamo a invitare poi anche musicisti delle altre regioni che sappiano però danzare, perché per noi è la danza. Devo dire che secondo la mia filosofia è che la musica di tradizione non è mai stata staccata dalle danze. Voi in Sardegna me lo garantite, nel senso che anche da noi, che siano i canti da lavoro, che siano i canti di protesta, comunque alla fine poi si ballava, era legato, era il momento di festa dove il suonatore, dopo aver mietuto il grano o vendemmiato, arrivava con la fisarmonica e faceva ballare tutti quelli che anche stanchi dalla giornata lavorativa riuscivano a captare questa bella cosa che di sera sulle aie una fisarmonica che suonava, sto cielo stellato, e quindi andiamo nel romanticismo più vieco, insomma. Di una cosa mi posso vantare, con lui, con Carlo, siamo i primi che li abbiamo portati in Sardegna nel 2010. Sì, nel 2010. Bernardo, però ti voglio chiedere una cosa. Quando si parla della Sardegna, quando parliamo di quest'isola, diciamo sempre lì al centro del Mediterraneo, la Sardegna non fa parlare di sé né per il numero di abitanti né per la lunghezza delle sue coste, però questa piccola isola lì al centro del Mediterraneo riesce ad offrire il patrimonio musicale più ricco e più variegato di tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Ma te cosa stupisce? Raccontaci la tua musica sarda, come la vivi tu? Non so, ma tenete conto che io non capisco nulla di sardo, per cui le mie sensazioni sono legate veramente a ma anche proprio all'interpretazione, anche alla lingua, cioè quella lingua di sapore atavico, no? Ha un qualcosa di non so, non capisco, ma io capisco, ecco, non capisco ma capisco. Alla fine io mi emoziono e mi viene il bagone, mi vengono le lacrime senza aver capito una parola. E questa è la straordinarietà di questo tipo di musica. Secondo me il segreto è quello. Se uno si avvicina per capire, poi magari chiedo ragazzi cosa avete cantato, certo, poi mi interessa sapere di cosa hanno cantato, anche perché certi testi come a Baroni è un testo fantastico, anche se addirittura forse era anche contro i piemontesi. Senza forse. Guardate, contro i tempi cambiano. No, ma contro certi piemontesi se volete mi schiero anch'io, non c'è problema. Non c'è problema. Qui ormai abbiamo superato di gran lunga quella storia. Ecco, un effetto simile per esempio me l'ha fatto in Campania, ma non con questa potenza. Andare nel Salernitano, sentire le paranze che fanno le tamburiate, lì c'è un suono di un tamburo, di una voce che è quasi un lamento, se vogliamo, ma non hanno, pur essendo bellissime, e io amo anche quelle, come amo tutte le musiche, non hanno secondo me la potenza, sorretta poi da questa tradizione che è tradizione di costume, tradizione di strumenti musicali, pensiamo alle launeddas, ma anche solo la chitarra, che è diversa dalla mia, che viene suonata in tutt'altra maniera, cioè c'è una... Lui è un grandissimo suonatore, me l'avete detto prima di entrare, non lo sapevo. Cioè, è questo, infatti io dopo aver invitato Carlo, invitai il maestro Lai, al festival che facevamo su Adegara Bobbio, proprio perché volevamo proprio entrare dentro, capire, cercare di capire per quello che c'è possibile da continentali, certo, qui bisogna esserci nati, bisogna avere
esserci vissuto, aver vissuto questo territorio che è tutto, la tradizione poi è quello, è tutto, il territorio, il vestito, è la scarpetta, è lo strumento, è la voce, è la commozione, l'emozione, è l'emozione. Ma Bellissimo. vogliamo farlo emozionare un po'? Io direi di sì, però prima voglio che sia lui a parlarci di Carlo Boedo. Lui ovviamente, come già sai, è uno dei nostri migliori interpreti, anche perché ci sono tanti suonatori Io vado di via, organetto in Sardegna. Però Carlo davvero è riuscito a creare un suo stile ed è diventato Certo. un punto di riferimento per tanti. Assolutamente. Ma io ho solamente un piccolissimo aneddoto che forse spiega del tutto. Quando invitai Carlo per la prima volta, per non fare una serata estremamente ferma alla musica sarda, lì nessuno sapeva niente, la serata è lunga. Allora mi inventai di fare uno scontro, per dire, no? Tra un organettista bretone, Bernardo Lefebvre, e Carlo. Toccò prima a Carlo suonare. Salì sul palco, come iniziò a suonare io vidi l'organettista bretone, bravo, costruttore di organetti, appoggiarsi al muro e far così. È rimasto per 10 minuti con la bocca spalancata. Un organettista francese bretone che costruisce organetti, cioè non parla dell'ultimo arrivato. Ecco, questo è l'aneddoto che vi fa capire cosa è stato Carlo in quel momento. Non solo, io ne ero sicuro, l'ho visto nel pomeriggio fare lo stage, come suonava, per cui ero tranquillissimo, talmente tranquillo che immediatamente dopo 2 o 3 anni abbiamo fatto i 10 anni di banda brisca, l'ho subito richiamato, poi l'ho richiamato per venire in diversi posti. Quando mi metto insieme a altre 4 associazioni ad organizzare questo festival, che è il più grande festival italiano di danze tradizionali e oggi forse uno dei più grandi europei, fate conto, al sabato sera c'è 2500 ballerini e 43-44 gruppi che suonano, ecco, per dire la grandezza del nostro festival del Gran Baltrat. Io chiamai immediatamente Carlo, vieni, e lui mi disse, ma io ho un gruppo. Benissimo, non stavo neanche a chiedere ma come sarà il gruppo, conoscendo lui io ero tranquillo che il gruppo era garantito. Il gruppo è venuto e ha fatto uno sfacelo, è il 5º anno che vengono, quest'anno ritorneranno. L'ultima volta avevano 8 corone a ballo e non si poteva entrare su una pista di 30x30 e non su una pista da ballo. Ho visto alcune fotografie impressionanti. È stata una cosa, poi loro, vabbè, hanno questo carattere che loro ormai sono lo spirito del festival, cioè adesso la Proloco del paese, che non c'entra niente con il nostro festival, li ha chiamati, andiamo il lunedì 5 ottobre a suonare insieme a Vialfre, perché quelli della Proloco, che sono quelli che fanno il servizio logistico, il bere al bar, si sono innamorati di loro, cioè, alla fine gli regalavano le caraffe di birra. Ma alla fine è un rapporto non proprio musicale con la Proloco. No, vabbè, io penso che sia un rapporto umano, di cuore, sì, per cui la sì, musica vabbè. c'entra assolutamente. Abbiamo un altro video. Sì, abbiamo finito di Carlo, un Passo Torrao, tratto dall'enciclopedia della musica tradizionale. Firmata all'Unione Sarda, lo Facciamo guardiamo vivere insieme. un po', dai.
cronica sarda firmata dall'Unione Sarda. Noi siamo sempre in compagnia dei nostri ospiti, caro Carlo, però parliamo anche di sport, perché il stava Cagliari, facendo noi il nostro Cagliari che il oggi nostro Cagliari ha giocato poco fa. sì, con l'Avellino E quanto ha fatto? ha vinto 2-1. Però noi siamo in collegamento con il nostro Pietro Lavena, giornalista di Sardegna Buonasera, Live. Pietro, buonasera. raccontaci questa partita, com'è andata? No, è stata una partita molto buona, nel senso che il Cagliari, nonostante alcune difficoltà e alcune, diciamo così, imprecisioni da rimare, è riuscito a realizzare una buona prestazione, un 2-1 che proietta il rossoblu al secondo posto in classifica, dietro solo al Livorno che con 9 punti, cioè con punteggio pieno, si trova al primo posto in classifica, mentre il Cagliari ha totalizzato 7 punti ed è secondo in solitaria, per cui un avvio di campionato più che dignitoso per la squadra rossoblu. I marcatori chi sono stati? I gol sono di Marco Sevo al 29esimo e Melchiorri al 53esimo. Il Cagliari che in più occasioni si è avvicinato al 3-0 e poi però è arrivato addirittura a subire il 2-1 sul finale, un 2-1 che ha risvegliato i fantasmi di Terni quando al 94esimo la partita è stata pareggiata alla seconda giornata di campionato dalla Ternana, sottraendo al Cagliari 2 punti che sarebbero stati precisi per la classifica, però fortunatamente oggi è andata meglio e il Cagliari ha portato a casa i 3 punti, per cui buona prestazione e buona partita e speriamo che sia l'avvio, come ho detto, di un campionato più che felice. Pietro, ovviamente l'appuntamento è per la prossima settimana, perché Sardegna Live seguirà in diretta testuale ovviamente quella che sarà la prossima partita del Cagliari, giusto? Assolutamente, infatti dalla prossima settimana si attiverà ancora una volta il nostro servizio, la nostra nuova funzione tramite la quale riusciremo a seguire in diretta dal campo tutte le partite del Cagliari e a commentare la stagione rossoblu, protagonisti, azioni, salienti e i momenti più importanti appunto del campionato 2015-2016. Se non sbaglio c'è il turno infrasettimanale, Pietro, la prossima settimana. Esatto, martedì infatti il Cagliari incontrerà, martedì alle 20:30 incontrerà l'Entella per la quarta partita di campionato. Ci sono grandi aspettative, quindi già da oggi ci si metterà sicuramente al lavoro per recuperare psicologicamente e fisicamente quanto speso stasera, per cui in bocca al lupo anche per la prossima partita a tutto il Cagliari. Grazie Pietro e buon lavoro. Ciao Pietro. Buon lavoro a voi e buon proseguimento. Ciao. Grazie. E noi continuiamo il nostro viaggio in musica, siamo sempre in compagnia dei nostri graditi ospiti. E adesso dove andiamo? Ci avviciniamo alla punta alta in Barbagia. Al Punta Alta in Barbagia, più La alta di capitale. Lodine. La capitale. La capitale della Barbagia di Ollolai, stiamo ovviamente parlando dello stesso paese di Ollolai. Bernardo, tu ci sei mai stato? Forse no. No, online no, mi sa Se che non no. mi portano No, loro io no, mi no, perdo. mi Devi sa che abbiamo sapere portato- che È Ollolai vicino al nostro Ah, lo paese. devi vicino, Sì, sì, allora sono 7 ci chilometri. sarò passato. vicino, devi sapere che corrono un palio, il palio degli Asinelli, che mette apparentemente un rione di Ollolai contro l'altro, sono 5 in tutto i rioni, ma alla fine si rivela davvero una Una giornata festa paesana, di ma festa, una festa, giornata- una grandissima festa da Come fare. deve essere. Il 23 ovviamente di settembre andrà in onda lo speciale televisivo realizzato da Sardegna Live. Questo è lo spot che abbiamo preparato per voi. Il grande evento dell'estate in Barbagia approda in TV. Mercoledì 23 settembre alle ore 22 l'appuntamento è con uno speciale televisivo assolutamente da non perdere. Sardegna Live fa tappo all'Ollai per documentare la 14ª edizione del Palio degli Asinelli. Mercoledì 23 settembre alle ore 22 viaggiate con noi. E quindi ricordatevi l'appuntamento per il 23 settembre con Ollolai, lo speciale televisivo realizzato da Sardegna Live. Ma noi, caro Bernardo, viaggiamo ancora su e giù per la Sardegna, perché il circuito dell'autunno in Barbagia in questo fine settimana approda Ad Orgali. a Dorgali, e noi abbiamo in collegamento telefonico il sindaco di Dorgali, Angelo Carta. Ben trovato Angelo. Salve, signor Sindaco. Buonasera, ben trovati a voi. Come stanno andando queste cortes, quest'autunno in Barbagia a Dorgali, che ha avuto già il suo inizio nella serata di ieri? Allora, sta andando molto bene. Oggi c'è veramente una folla importante che dimostra sempre l'attrazione bella che esercita Dorgali con tutti i suoi artigiani, con tutti i suoi saperi, per cui sta andando bene. Ci aspettiamo per domani
una importante affluenza. Quali sono le cose che non dobbiamo assolutamente perdere? Perché ovviamente noi domani saremo lì. È una cosa complicata dirvi cosa non perdere, perché veramente queste corse, sono 83, tirano fuori tutto il saper fare dei dorgalesi, l'ingegno di questa gente che, vuoi che sia l'artigiano, vuoi che sia lobbista, si è impegnato per dare mostra di sé in maniera eccezionale. Però una cosa che invito a visitare è una mostra molto bella di sculture, che è una mostra aperta anche per i non vedenti. Praticamente i non vedenti possono andare in questa mostra e toccano le sculture, capiscono cosa sono e in più troveranno la descrizione della scultura anche in braille, oltre che in 3 lingue straniere. Una cosa bella da vedere. Tanti percorsi dunque, quelli che offrono Cortes all'autunno in Barbagia a Dorgali. Appuntamento domani, mi raccomando, prendete la macchina da ogni parte dell'isola e viaggiate perché ci sono tante cose belle da vedere. Grazie Angelo. Grazie a voi. Ci vediamo domani, buona serata. Domani tutti a Dorgali. Arrivederci. Arrivederci Angelo. Ti dicevo, diamo un assaggio un po' di Dorgali ai nostri ospiti. Io direi di sì, Carlo. Dai, Anche perché abbiamo un video che racconta attraverso alcune bellezze quella che è davvero lo spettacolo che offre questo paradiso terrestre, perché si tratta di un paradiso terrestre. Allora continuiamo il nostro viaggio, strada facendo, a Dorgali. Questa notte serenella vorrei cogliere una stella per fanale e con gli abiti a brandelli vo cantare gli stornelli, bene o male. Non è argento né ricchezze, io ti do le tenerezze del mio cuore, le canzoni più intonate, le più belle serenate dell'amore. Sempre con te tutta la vita, cantando una canzone vagabonda, faremo il nido sotto a qualche gronda, come fanno le rondini a primavera. Per ingelosir le spose io ti coprirò di rose coralline, con la schiuma che dal mare io ti voglio fabbricare le scarpine.
Per le notti un po' in crociera, sotto l'ombra bianca e nera, tu verrai. Voglio darti il mio cuore, donarti il mio amore, se vorrai. Sempre con te, tutta la vita, cantando una canzone vagabonda, faremo un nido sotto a qualche gronda, come fanno le rondini a primavera. Grande Bernardo. Grazie Bernardo per questa emozione, una serenata tradizionale. Allora, raccontaci. è una serenata molto particolare che io canto sempre molto volentieri perché me l'ha insegnata mio padre. Lui cantava serenate in giro, erano in tre, il messo comunale suonava il mandolino, il parrucchiere suonava la chitarra e mio padre cantava. E andavano in giro a fare serenate, parliamo di prima della guerra naturalmente. E uno dei ricordi appunto è questa canzone, mi ricordo perfettamente che lui la cantava già anziano vicino al tavolo e mia madre con la birra mi scriveva le parole, io ho ancora il foglio, me lo tengo lì come un cimelio, perché, e per cui quando posso farla, naturalmente nella tradizione nostra delle serenate che si facevano sotto i balconi, ecco, tanto per inquadrare un attimo il tipo di canzone. Non si fanno più le serenate. Oggi non si fanno, no, assolutamente non si fanno più. Noi quando facciamo il giro nel paese, quando ci chiamano per fare musica nel paese, per strada, molte volte comunque ci fermiamo, se c'è una signora anziana soprattutto alla finestra o al balcone, ci fermiamo e gli dedichiamo una canzone. Come hai fatto da noi. Le dedichiamo una canzone. Come Come abbiamo noi. fatto a Lodine, quella notte bellissima. Loro sono venuti per le festività natalizie con un gruppo, con questi ragazzi che ti diceva prima da Genova. Abbiamo fatto la domenica forse, era il lunedì. Il giorno prima della Befana comunque. Abbiamo fatto una sorta di viaggio itinerario nel paese. Sì, un viaggio Era itinerario. emozionante. Ma ha Bellissimo. beccato alcune anziane alla finestra con queste serenate, bellissima una cosa. È bello, poi le persone anziane. Poi il paese ha risposto molto bene. Sì, alla è fine vero. funziona tutto. Da noi le persone anziane poi ci ricordano di queste cose che sono sparite, per cui c'è un'emozione generale, I volti perché si coinvolgi bagneranno quelli che anche suonano di e quelli che lacrime, sono ad immagino. ascoltare. Guarda, possiamo dire già che ci saranno anche quest'anno. Ok. Non mancherò a questo Io appuntamento. ho detto, voglio io essere vengo lo sentito. stesso anche se non piglio un aereo, mi butto Arrivo. con la febbre arrivo. Ascolta Roberto, mi dicevi qualcosa su Alghero? Sì, ad Alghero ci sono tante notizie di cronaca che ovviamente Sardegna Live documenta quotidianamente. C'è stata una scoperta davvero importante e soprattutto curiosa perché è avvenuta in Sardegna. ad Abbiamo delle Alghero. immagini? Abbiamo sì il servizio che ha realizzato per noi Cristina Tangiano. Nel 2011, nei pressi della Torre del Porticciolo ad Alghero, si era registrata la prima scoperta in Italia di resti fossili di un enorme retile, lungo circa 4 metri, vissuto alla fine del Paleozoico, circa 270 milioni di anni fa. Nei giorni scorsi il gruppo di paleontologi dell'Università di Pavia e della Sapienza di Roma è ritornato in Sardegna per avviare nuovi scavi che avrebbero portato all'individuazione di altri resti fossili dello stesso esemplare. Sino alla scoperta di 4 anni fa a Porticciolo si pensava che questi stessi esemplari fossero limitati a una ristretta zona geografica degli Stati Uniti. La stessa scoperta conferma dunque l'ipotesi di una continuità terrestre tra il Nord America e l'Europa per tutto il Permiano e per la maggior parte del Permiano medio, una continuità necessaria per la migrazione degli animali. Intanto, dopo l'inizio di questa seconda fase, l'equipe di paleontologi ha lasciato nuovamente l'isola, ma tornerà presto per continuare la sua ricerca e i suoi studi. Eccoci qui ancora insieme. Carlo, sai la cosa che mi piace di più? Che stiamo entrando nel vivo della nostra trasmissione. Terza puntata, devo dire che questa mi è piaciuta particolarmente grazie a Bernardo e a Carlo che ci hanno trasportato attraverso i sentieri che la loro musica riesce ad offrire. Io voglio sentirli ancora suonare, cantare. Cosa ne dici? Improvvisiamo qualcosa? Anche tu quindi? Dai. Sì, noi siamo curiosi di sentirli. Facciamo qualcosa cosa ci che almeno abbiamo già così qualche volta fatto per scherzo.
L'inconnu di Limoise, che lui che sta cantando in sardo. Una cosa francese, cantata in sardo sì. e suonata da... No, ma anche tu. Suono anch'io? Sì. Certo, proviamo. se no cosa faccio? Vuoi lavorare, no? E noi vi ascoltiamo allora. Vediamo. La racconto perché magari tu la canti con il testo francese o No, è un testo mio, è una poesia di mio nonno, sì, quella che canto io. Invece il testo francese è molto bello perché parla di uno scavo fatto in un cimitero e viene scoperta questa tomba dove vicino allo scheletro c'è ancora la cornamusa. Per cui questo suonatore, morendo, ha voluto portare con sé la propria cornamusa come bagaglio finale. No, la poesia che ci ha data tu è proprio una tutt'altra cosa, è mio nonno che è emigrato e gli scrive una lettera a mia nonna per la sua È bellissimo. E comunque un'altra cosa che voglio dire invece, noi capita spesso di farla in Sardegna, però la facciamo un po' Con tempi accelerata, diversi. con tempi di valzer, Sì. mentre invece è una mazurka francese, È una mazurka e quindi super va fatta scura. lentissima. Quindi oggi la facciamo mazurka Falla francese. falla. Va bene? Andiamo. E la tonalità naturalmente non fa non dico le tonalità da sardi proprio. No, brillata. Questo è normale.
Quante emozioni oggi, quante emozioni. Devo Grazie dire davvero. particolarmente bene per essere improvvisato. Poi qua c'è un'acustica, ringraziamo ancora Roberto Castri che ogni Sì, volta sì. ci concede questo spazio. Io direi senza interruzioni di Andiamo. tempo andiamo di nuovo ad Alghero perché c'è un video che sarebbe stato bello accompagnare anche con organetto, con chitarra, con la voce di Bernardo e la voce di Carlo Crisponi. Guardate Realizzato cosa abbiamo realizzato grazie a Cristina Tangiano, grazie a Lorenzo Carboni e grazie a un patrimonio naturalistico che non si può descrivere con le parole. Queste erano le immagini spettacolari che arrivavano da Alghero. Carlo, con un pizzico di nostalgia devo dire che siamo arrivati siamo quasi alla alla fine. chiusura del nostro incontro. Un grazie davvero di cuore per le emozioni che ci hai regalato, anche perché Grazie, è Bernardo. bello sentirti raccontare le storie, però è ancora più bello. Allora io quando- mi devo scusare perché sono in pantaloni corti perché mi hanno preso dalla spiaggia Tu eri in ferie, hai capito? senza dirmi dove poi mi portavano, per cui non ho avuto meno male che avevo almeno la maglietta di quando ho preso. È colpa nostra. Questo sì. Però io ti chiedo solo di farci una promessa. Quando torni in Sardegna, noi ti aspettiamo nel nostro In spazio. Sardegna torno sicuramente. Lo portiamo così. così. Come l'abbiamo portato dalla spiaggia, Ma lo non in portiamo dal Sardegna, Genoa. ti vogliamo qui, nella nostra... Grazie Bernardo. Assolutamente, grazie a voi. E ovviamente grazie mille anche a Grazie a Carlo Carlo. Grazie a Boeggio, voi, grazie a ovviamente il Avrò nostro modo di diario. rivederlo questi giorni o questi mesi. Sì, per fortuna sì, Intanto per fortuna dobbiamo- sì. E ti rivogliamo qua, Intanto ci Carlo, anche vediamo. perché deve raccontarci sua Sì, sì, ne ha cose da raccontarci. Noi ci lasciamo in musica perché attraverso le emozioni vogliamo ancora raccontare quella che è la nostra isola di Sardegna, che attraverso la musica ritrova quel linguaggio universale che picchia dritto al cuore. Grazie mille e buona serata a tutti. Grazie Buonasera a Carlo. tutti. Grazie a te. Questa canzone, che è un'altra serenata, la dedichiamo naturalmente a tutte le donne della Sardegna.
a mezzanotte in punto, affacciati alla fontana, saluta la tua mamma e vieni via con me al chiarore ding dong delle stelle ding dong. Tu mi parlavi d'amore, sei bella tra le belle, la delizia tu sei del mio cuore, sei bella tra le belle, la delizia tu sei del mio cuore. Voglio vestirmi da monaca per ingannare gli amanti, e ne ho già ingannati tanti, e ingannerò anche te, al chiarore ding dong delle stelle ding dong. Tu mi parlavi d'amore, sei bella tra le belle, la delizia tu sei del mio cuore, sei bella tra le belle, la delizia tu sei del mio cuore. Quando la luna è nel cielo non basterà quel velo, e tutti gli altri amanti quel velo ingannerà, al chiarore ding dong delle stelle